Fissare limiti nazionali all'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche. Per centrare questo obiettivo, più volte sollecitato dalla Regione Veneto, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa annuncia che la prossima settimana verrà istituito un tavolo tecnico formato da Ministero, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dal Veneto come regione esperta in materia. È proprio la Regione Veneto, dopo i recenti rilevamenti sul fiume Po che hanno evidenziato un'allarmante presenza di PFAS di nuova generazione 2000 volte superiori ai livelli registrati nell'area della Miteni di Trissino, chiede velocità e immediatezza nel trattare un tema che ha carattere nazionale e come tale va affrontato a tutela delle popolazioni interessate. Il ministro dell'Ambiente ha spiegato ai rappresentanti delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto di aver chiesto alla Commissione europea di porre limiti di 100 nanogrammi per la somma dei PFAS, 30 nanogrammi per i PFOS e 65 nanogrammi per i PFOA. Sembra però che ci sia l'opposizione di alcune nazioni.